Siamo il prossimo spazio a parlare delle attività della UIL, di lavoro, dell'importanza anche del sindacato. Lo facciamo con Pietro Pallini, coordinatore provinciale di UIL Taranto. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno Marina e buon lunedì a tutti gli ascoltatori. Dunque, insomma, un appuntamento che ci teniamo a portare avanti ogni lunedì per raccontare un po' il mondo della UIL. Partiamo dal tema del tesseramento, dando anche qualche informazione su come tesserarsi, dove e anche capiamo insomma perché è così importante aderire ancora ad un sindacato e aderire alla UIL. Allora, aderire ad un sindacato è importantissimo, hai fatto benissimo a toccare questo tema. Perché? Perché portando le lancette indietro si parte da Giuseppe Di Vittorio, quando ovviamente più siamo in unità, era un'Italia oppressa, più siamo e più si poneva il problema del riscatto di una popolazione e della sua emancipazione. Quindi tesserarsi vuol dire essere di più, associarsi e avanzare verso un modello chiaramente di un mondo che sta andando tutto all'incontrario. Per questo noi siamo il sindacato delle persone, voglio scandirlo ancora una volta. Non siamo un sindacato inventato perché abbiamo una storia che è lunga 74 anni, lo abbiamo detto la scorsa volta, e quindi più che un sindacato inventato, ecco, a volte siamo un sindacato vantato e questo ci dà molto orgoglio. È ovvio, è un momento triste per molte famiglie, per molti pensionati e per i lavoratori. Le cose non vanno bene nel mondo, non vanno bene nel nostro paese. Associandosi significa dar più voce alle persone, significa combattere questo aumento sfrenato di prezzi, tariffe, mancati rinnovi dei CCNL e questa dilagante povertà che sta mettendo in ginocchio il paese intero e non solo. Come ci si associa alla UIL? Ci si associa semplicemente per il tramite delle nostre RSU, dei nostri attivisti all'interno delle nostre sedi. Ecco, ne abbiamo appunto 43 e arriviamo a 61 con tutti i corrispondenti, sottoscrivendo una semplice delega sindacale che darà modo di sostenere innanzitutto la UIL, perché questo è l'unico modulo con il quale noi ci sosteniamo, non abbiamo altro, e con questo chiaramente creare un modello che ci porti sempre di più a un qualcosa che oggi conta più 23.177 iscritti. Siamo circa 2,34 milioni di iscritti. Tanti iscritti per tante categorie che abbracciano davvero tanti settori produttivi, potremmo dire tutti. Ovviamente ogni settore è seguito anche da un segretario generale. È importante che ci sia questa divisione interna, Pallini. Allora sì, le categorie della UIL sono 14, agroalimentare, l'industria, i lavoratori atipici. Ecco, questo è un modello che stiamo contrastando fortemente con l'ultima campagna che abbiamo lanciato: i pensionati, pubblica amministrazione, poteri locali, sanità privata, terzo settore ed enti, la scuola e la ricerca universitaria, terziario e trasporti. Perché è essenziale avere un segretario generale di categoria? Perché le materie sono vaste, sono tante e sono complesse all'interno di ogni contratto nazionale di lavoro che ha le sue declinazioni. A loro volta le categorie hanno delle sedi, alcune sono qui all'interno della UIL di Piazza Dante, altre hanno delle sedi proprie, ed ecco, quindi avendo queste 14 categorie noi riusciamo a seguire in modo dettagliato tutti i settori e tutte le declinazioni all'interno di questi settori. E nel frattempo state lavorando sul futuro con una piattaforma che vuole essere un portale aperto, insomma, non solo ai tesserati ma un po' a tutti, insomma, rispetto a quelle che sono le problematiche che attanagliano il mondo del lavoro. Sì, ecco, questa nostra piattaforma è stata pensata per una società, per contrastare una società che a volte va molto di fretta e tende ad essere effimera, e noi con questa società vogliamo dar voce a chiunque, ma soprattutto rispondere a chiunque. Ecco, una semplice porta aperta a tutti i problemi delle persone. È un sindacato
Sì, Prego, ricordiamo il sito www.willtaranto.it, poi c'è anche la pagina Facebook di Will Taranto. Ci riconoscerete perché all'interno del nostro portale abbiamo tutta una serie di collegamenti che fanno riferimento sia alla piattaforma Terzo Millennio, dove sarà possibile proprio porre questioni all'interno di questa piattaforma, ma soprattutto abbiamo dedicato un numero di telefono, ecco, dove ognuno può avere una risposta o può proporre la propria domanda. Ecco, vogliamo ricordarlo il numero? Sì, il numero è lo 06 47 53 328, è una piattaforma che mette in collegamento tutte le strutture, Okay. anche se ha un prefisso Roma, mette in collegamento tutte le strutture. E poi sul nostro portale c'è il nostro numero di telefono della Will di Taranto, chiaramente, che ognuno potrà contattare in qualsiasi momento. Spesso ci si avvicina al sindacato quando si hanno dei problemi sul lavoro, no? In questo senso per voi è molto importante il lavoro che fa l'ufficio contenzioso con l'ufficio legale, insomma spieghiamo un po' anche a chi ci ascolta da casa qual è il ruolo di questi uffici. Sì, abbiamo all'interno della nostra sede un ufficio molto particolare, il nostro ufficio del contenzioso del lavoro. Noi speriamo sempre di tenerla chiusa quella porta, di tenerla aperta il meno possibile, però purtroppo quella porta è non solo molto spesso aperta, ma ultimamente tende ad essere sempre più praticata dalle persone che ci vengono a chiedere consigli, che ci vengono a proporre, ci vengono a chiedere soluzioni, ed ecco, in questo nasce un ragionamento con tutte le persone che qui frequentano, anche e soprattutto per verificare in alcuni casi purtroppo anche l'esigenza dell'assistenza legale che offriamo anche al nostro interno, nella nostra sede. Pallini, concludiamo con l'attualità, perché il 20 la Will è a Roma per una grande mobilitazione. Per cosa si protesta? Allora, il 20 noi seguiamo quello che abbiamo iniziato già nel 2023 e anche molto, molto tempo prima. Abbiamo inasprito purtroppo un confronto, un qualcosa che deve vedere necessariamente rimettere al centro le persone. Saremo a Roma con una mobilitazione, un previsto corteo che partirà da piazzale Ugo La Malfa e poi si porterà a piazzale Ostiense, dove si terrà il comizio di Will e CGIL. Per cosa manifestiamo? È una cosa molto semplice, manifestiamo perché vogliamo una rivoluzione prima che un'azione in tema di salute e sicurezza, diritto alla cura, sanità pubblica, insomma riforma fiscale e tutela dei salari, insomma tutto quello che oggi, ecco, tende qualcuno a calpestare, e noi non possiamo immaginare un modello di società che calpesti le persone. Calpestare le persone significa una società che oramai è su un binario tronco, e questo non possiamo permettercelo.